Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Il miglior attacco della Serie B-Win contro quello peggiore in scena all'Adriatico per la 38esima giornata. Il Pescara recupera in extremis Balzano, Zeman conferma Caprari nel tridente con Immobile e Insigne. Cagni, richiamato in panchina dal Vicenza, lascia fuori a Bruscato e Paolucci, dando spazio a Bacle supportato da Pinardi. Inizia forte il Pescara con Immobile che serve Insigne, il pallone per Cascione che colpisce l'esterno della rete all'8° minuto. 11° Caprari serve Insigne, lo stop e il tiro, la palla che termina di pochissimo a là. Passano soltanto 2 minuti, Verratti va a pescare Romagnoli, colpo di testa e Pinsoglio, gran parata in corner. Poi è Verratti che vede Insigne, lo lancia, l'attaccante entra in area, tira e segna, Pescara in vantaggio al 15° minuto, Lorenzo Insigne, 15° gol in questa Serie B-Win per l'attaccante classe 91, assist di Verratti, prova a scuotersi il Vicenza, lo fa con Bacle, il diagonale dopo aver vinto un rimpallo con Romagnoli, palla in corner, ma attenzione ancora al Pescara. Insigne, un tiro cross che beffa Pinsoglio e sigla il gol del 2-0, l'assist di Cascione, lo rivediamo, splendido gol per la doppietta, 16 gol in stagione per Insigne. Nella ripresa Cagni cerca di scuotere i suoi, Pinardi per l'inserimento di Mustacchio che colpisce l'esterno della rete, ma il Pescara è scatenato. Sansovini, neoentrato per Immobile, colpo di testa, autogol di Pisano, 3-0 e il Vicenza non c'è più. Pescara che sigla con questo autogol di Pisano il gol del 3-0. Vicenza che col neoentrato Maiorino prova a cercare di riaprire il match, ma attenzione, Insigne illumina per il neoentrato Sansovini che salta anche Pinsoglio e deposita in rete per il poker del Pescara. 15° gol in questa Serie B-Win per Marco Sansovini. Poi 65° minuto, Immobile vuole segnare a tutti i costi, Pinsoglio gli nega la gioia del gol sul assist di Bocchetti, salva in corner, guardate questa azione, ancora Insigne, il secondo assist della partita per Immobile, pallonetto dolce dolce e 5-0. Si congratula anche con Immobile la mascotte del Pescara, standing ovation per Immobile che esce, lascia spazio ad un compagno, si congratula con lui anche Zeman, entra per Immobile Maniero, attenzione a Nielsen, sotto l'incrocio, 6-0, tennistico per il Pescara con Cagni che scuote il capo e la prende sul ridere, non può nulla il suo Vicenza. Nielsen che segna il 6-0 con l'assist di Maniero, ci prova Bianco al 90°, nulla da fare, Pescara che vince 6-0 nelle ultime 3 partite. Per il Pescara 9 punti, 14 gol fatti, 0 subiti. A 4 giornate dalla fine la squadra di Zeman è lanciatissima verso la promozione, invece per Cagni sarà dura salvare il Vicenza.